maltempo sul Veneto, 2 giorni di forti piogge, vento e neve, allerta rossa su tutta la fascia pedemontana per rischio idrogeologico da domattina fino a giovedì. Convalidato il fermo del 17enne accusato di aver massacrato a coltellate Bledar Dedia nel bosco di Paderno. È sconvolto ma collabora, dice l'avvocato. Nuovi retroscena di quella notte, pesante l'ombra della prostituzione minorile. Sconosciuta al fisco ma con un giro d'affari milionario, la scoperta della finanza di Belluno, nel mirino una 51enne prostituta del Trevigiano con case da Cortina a Venezia e anche una chiesetta nella Marca. Un mese fa avevano picchiato un 14enne alla stazione di Spinea, arrivando anche a gettarlo sui binari. Identificati 8 giovanissimi, 7 sono minorenni. A Cassola, chiesa gremita per l'addio a Stefano Geller, a risuonare anche una canzone di Madonna che il paladino del fine vita amava particolarmente, il ricordo della famiglia, l'omaggio delle istituzioni. Anche dal Veneto, tra le migliaia di agricoltori in protesta davanti alla sede del Consiglio europeo a Bruxelles, 900 trattori presenti, scontri con la polizia, Coldiretti, prendiamo le distanze dalla violenza. Sanità, tutti confermati dalla giunta regionale, i manager delle ULSS venete, spostamenti tra Vicenza, Verona e Rovigo, Zaia resta il team che ha superato la pandemia. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con i servizi, come sempre vi sottoponiamo il nostro quesito di questa sera, lo dedichiamo agli incidenti sul lavoro. Veneto maglia nera purtroppo, come certificato anche dalla CGA di Mestre sabato scorso. Torna la proposta di introdurre un reato specifico, quello di omicidio sul lavoro, come già successo per l'omicidio stradale. Siete d'accordo? Serve dunque il reato di omicidio sul lavoro? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e come sempre il responso di questo sondaggio questa sera dalle 21 nel corso di Ring. Andiamo al maltempo con la nuova ondata prevista per il Veneto, 2 giorni di forti piogge, vento e neve, allerta rossa su tutta la fascia pedemontana per rischio idrogeologico da domani mattina fino alla mezzanotte di mercoledì. Sono previsti picchi di precipitazione anche di 120 mm nell'arco delle 24 ore e 180 mm nell'arco delle 48 ore e quindi ovviamente c'è dal punto di vista idrogeologico il rischio di qualche frana. Abbondanti nevicate in montagna, ma soprattutto forti piogge, specie nella zona pedemontana veneta, dal Veronese al Bellunese passando per Vicentino e Trevigiano. È in arrivo una nuova fase di forte maltempo sul Veneto che ha portato la Protezione Civile regionale a dichiarare l'allerta rossa dalle 8 di martedì alla mezzanotte di mercoledì per criticità idrogeologica sulle aree del Piave pedemontano e sul bacino dell'Alto Brenta Bacchiglione Alpone, allerta arancione nel Basso Brenta Bacchiglione e nel Veronese, nel bacino Adige, Garda e Monti Lessini. Non ci sarà un'altra vaia, ma ci saranno precipitazioni copiose, piove sul bagnato perché è piovuto anche nei giorni scorsi e di conseguenza nella rete idrica minore e per quanto riguarda gli aspetti relativi ai dissesti potrebbe esserci qualche problema. Corsi d'acqua minori, situazioni appunto di dissesti noti, e quindi la possibilità di innesco di colate detritiche di frane e ovviamente il rischio di qualche allagamento. La situazione viene costantemente monitorata dalla sala operativa della Protezione Civile regionale ed aggiornata con i bollettini che vengono inviati a tutti gli enti preposti. I soccorritori sono allertati, ma avverte l'assessore, anche i cittadini devono fare la propria parte adottando le norme raccomandate in queste situazioni, come evitare di mettersi in auto se non strettamente necessario, non avvicinarsi ai corsi d'acqua o a zone note per il rischio frane. In montagna le abbondanti nevicate alzano il livello di rischio per il distacco di valanghe. Sulle strade si ricordano gli obblighi di dotazione invernali. L'invito è quello di seguire i bollettini che vengono emessi da ARPAV, dal centro funzionale decentrato, dalla protezione civile regionale, in modo tale da sapere che quando ci sono situazioni di rischio ci sono degli atteggiamenti, dei comportamenti che possono essere messi in atto e che dovrebbero essere messi in atto da tutti per intanto garantire la propria incolumità. L'omicidio del Grappa ora con la morte del 39enne Bledar Dedia. Il 17enne accusato del delitto è stato sentito questa mattina e resta in carcere. Chiaramente è sconvolto, è comprensibile. Le posso solo dire che ha risposto alle domande del giudice, che ci sarà a breve un ulteriore interrogatorio richiesto dalla difesa,
che articolerà meglio i contorni di questa vicenda. Null'altro le posso dire. Non sono nemmeno le 13 quando l'avvocato Elisa Berton lascia il Tribunale dei minori di Venezia, dove era entrata poco dopo le 9 per presenziare all'udienza di convalida del fermo del suo assistito, il 17enne italiano accusato dell'omicidio del 39enne albanese Bledar Dedia, trovato morto all'alba del 21 gennaio in un bosco vicino a Paderno del Grappa. Il teenager ha quindi collaborato e tornerà a farlo nel corso di un altro interrogatorio. Al momento avrebbe fatto parziali ammissioni dopo la prima confessione rilasciata ai carabinieri quando la scorsa settimana si sono presentati alla porta della sua abitazione. L'ho ucciso io, avrebbe detto in quel caso prima che lo prelevassero per portarlo al carcere minorile di Santabona, misura cautelare che è stata convalidata dal GIP. La stessa legale invita però alla cautela, rappresentando un quadro più complesso e forse inquietante. Le ha detto qualcosa in particolare? Ho già risposto a tutto quello, anzi ho già reso le dichiarazioni che ritenevo di poter rendere trattandosi di un soggetto minorenne, di una vicenda che ha contorni molto più articolati di quello che emerge in apparenza. E qui si aprono due capitoli, quello del movente e quello del contesto nel quale sarebbe maturato il delitto, un quadro di prostituzione minorile emerso anche dal secondo cellulare in uso alla vittima, dove sarebbero state recuperate le chat che Bledar condivideva con altri giovani, anche minori, e soggetti di età più adulta. Intanto si aggiungono altri particolari su quel maledetto pomeriggio del 20 gennaio, quando il 17enne sarebbe stato ripreso dal sistema di telecamere di Pieve del Grappa mentre saliva nell'auto di Bledar e poco più tardi da solo nell'atto di fare autostop con un uomo della zona che lo avrebbe accompagnato a prendere il pullman. Anche l'auto di quest'ultimo sarebbe stata posta sotto sequestro in una prima fase. Non solo, il teenager quella sera si sarebbe poi presentato al pronto soccorso per farsi medicare una ferita alla mano, probabilmente dovuta al contatto con la lama del coltello da cucina usato per colpire Bledar, martoriato con una decina di fendenti. Tracce di sangue, DNA, telecamere, chat private, il mosaico alle pendici del Grappa si sta componendo in tutta la sua inquietante complessità. Altro accoltellamento, quello del 22enne di Dueville, intervenuto ieri mattina per difendere la sorella durante una lite con il fidanzato. Quest'ultimo, un 23enne, sarà interrogato domani. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri di Dueville per chiarire quanto accaduto ieri mattina in una villetta di via 2 Giugno, una tragedia scampata per miracolo durante una lite tra fidanzati poco più che ventenni all'interno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo 23enne in preda all'ira ha utilizzato un coltello minacciando la fidanzata. Per soccorrere la sorella è così intervenuto un 22enne che è stato colpito 3 volte dalla lama. La ferita più grave all'addome ha provocato una grave emorragia che fortunatamente è stata tamponata immediatamente al pronto soccorso del San Bortolo, consentendo così di salvare la vita al ragazzo. Sono stati gli stessi militari ad essere intervenuti dopo l'allarme lanciato dai vicini. L'aggressore, ormai calmo ma in stato confusionale, era ancora all'interno dell'abitazione. Rimane da chiarire se l'arma fosse in suo possesso prima dell'aggressione. Per il momento l'accusa è di tentato omicidio. La famiglia, composta dalla madre e dai 2 fratelli, è conosciuta in città e in municipio. Per questo oggi i militari si sono recati dal sindaco per comprendere meglio la cornice sociale in cui è maturato il grave evento. La famiglia è conosciuta, ecco, possiamo dire questo. Ecco, questo fatto però era un qualcosa che al di fuori del... Sono fatti che vanno ovviamente al di fuori di ogni previsione, quindi che ti colpiscono e che sconvolgono e ti chiedi cosa può essere successo. Lasciamo che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro e speriamo che il ragazzo possa tornare presto a casa. Sicuramente saremo vicini alla famiglia. A tutti gli altri suggerisco l'attenzione e anche il riservo e il silenzio, perché credo stiano, anzi senza tanto credo, la famiglia sta soffrendo per quanto è successo, quindi cerchiamo di non dare ulteriori motivi di tensione. Ricavi riconducibili ad attività di prostituzione investiti nella compravendita di immobili, scoperta dalla finanza una maxi evasione.
Una chiesetta a Treviso, aree comuni condominiali a Mira nel Veneziano e poi appartamenti acquistati e venduti anche in perdita per ripulire denaro sporco. Un giro d'affari stimato in quasi 3,5 milioni di euro, provento di presunta attività di prostituzione svolta da una 51enne di nazionalità rumena col benestare del marito trevigiano Dionè Fonte di 71 anni e della figlia 27enne, ai quali erano intestati circa una quarantina di conti correnti nei quali confluivano denaro e titoli di credito. È clamorosa l'operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, che dopo quasi 1 anno e mezzo di attività ha concluso il primo filone di una vasta indagine coordinata dalla Procura di Treviso. A dare il là all'indagine il monitoraggio di investimenti immobiliari a Cortina nell'ambito degli accertamenti avviati per garantire la legalità in vista delle Olimpiadi 2026. È un'attività che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che ci ha consentito in questo caso di trovare questa situazione perlomeno strana, visto che c'era un acquisto importante di un immobile fatto per circa 700.000 euro da parte di una persona che non aveva capacità patrimoniali, reddituali. Appostamenti, intercettazioni, pedinamenti hanno fatto arresto e il cerchio si è chiuso nei confronti di 7 persone. Oltre alla donna, i componenti della sua famiglia sono stati denunciati per evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. Altre 3 persone, un 39enne romeno, un 54enne milanese e un 49enne trevigiano, questi ultimi anche per favoreggiamento della prostituzione. In capo a loro il compito di pubblicare annunci nei siti per agevolare gli incontri fra la donna e i clienti al di sopra di ogni sospetto. Il giro d'affari ricostruito abbraccia un periodo tra il 2016 e il 2023. I proventi utilizzati per l'acquisto di 19 beni immobili fra le province di Treviso, Padova, Belluno e Venezia. Il sequestro preventivo operato dalle Fiamme Gialle riguarda 2 fabbricati, un terreno, 4 auto e disponibilità finanziarie giacenti in 5 banche. Sequestrati anche 9 device che saranno presto sottoposti a analisi forense perché l'indagine potrebbe riservare ancora interessanti sviluppi. Adesso dobbiamo cercare di capire anche se vi sono intanto ulteriori capitali e effettivamente anche dove sono stati poi investiti, se vi sono stati anche ulteriori investimenti, quindi l'attività prosegue perché abbiamo sequestrato la settimana scorsa documentazione amministrativa oltre che personal computer, cellulari e quindi vedremo, approfondiremo, continuiamo, le indagini continuano. E sono stati identificati i responsabili dell'aggressione a un 14enne lo scorso gennaio alla stazione ferroviaria di Spinea. Si tratta di 7 minorenni e un maggiorenne. La polizia ferroviaria, in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria compartimentale, è riuscita a risalire ai presunti responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso gennaio alla stazione ferroviaria di Spinea, a un 14enne colpito violentemente e spintonato fino a cadere sui binari. L'avrebbero accerchiato in 8. Si tratta di un maggiorenne, già aggravato da precedenti per spaccio di stupefacenti, e 7 minorenni, tra cui 3 ragazze di 15 anni già denunciate per altri episodi di violenza privata, minacce ed estorsione. Quando gli agenti della Polfer a gennaio arrivarono sul luogo dell'aggressione, trovarono il 14enne in stato di shock con alcune ferite al volto, mentre il gruppetto di giovani aveva già fatto perdere le proprie tracce. A quel punto gli operatori raccolsero le descrizioni degli aggressori dai testimoni, primo tassello indispensabile per identificarli e successivamente rintracciarli. Sono stati denunciati in stato di libertà. Voltiamo pagina adesso. Questa mattina l'ultimo saluto a Stefano Geller, il paladino della battaglia sul fine vita. È stata la musica di Madonna, cantante che Stefano Geller adorava, ad accogliere la bara del 51enne morto giovedì scorso dopo una vita trascorsa a portare avanti la battaglia sul fine vita. Nella chiesa di San Giuseppe di Cassola, dove Stefano viveva, affrontando una malattia che lo debilitava giorno dopo giorno nel fisico, ma non nel cuore e nella mente, per l'ultimo saluto c'erano i compagni e le compagne della sua lotta per i diritti, il rispetto del prossimo, la dignità. C'erano le persone che lo avevano conosciuto e appoggiato. C'erano i tanti amici, le tante amiche, a cominciare dal vescovo emerito di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, che ha officiato la cerimonia. A partire da quella decisione è iniziata anche la mia amicizia con Stefano. I nostri incontri, il nostro dialogo, improntato sempre sul rispetto reciproco, lo voglio sottolineare, sul senso della vita c'era una grande consonanza. Era il mio migliore amico, da sempre.
e adesso porterò avanti la battaglia a modo mio. Lottava per la libertà, è stato detto da più voci. Stefano, io che l'ho conosciuto, era prigioniero del suo corpo, ma ha vissuto liberamente, ma soprattutto ha vissuto per la libertà altrui, e questo gli fa onore. Se ne va fisicamente, ma non se ne va il suo ricordo, la sua opera e tutto quello che è stato. Stefano Geller è stato un leader con l'associazione Luca Coscioni delle battaglie per i diritti delle persone con disabilità, per l'accessibilità delle spiagge, per l'assistenza sessuale, ha sfilato al Gay Pride. Era un uomo per il quale la libertà era a 360 gradi, si è speso con tutta la sua forza. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto in chiunque gli voleva bene, ma lascia anche una grande forza, una grande carica, un grande amore per questa vita. Faceva molte guerre, battaglie, infatti dicevo che era il mio guerriero, infatti. Come ci fosse ancora, ecco, anche oggi sicuramente sarebbe stato contento di tutta questa gente, perché lui piaceva tanto stare in compagnia. E ora veniamo alla protesta ad alta tensione degli agricoltori davanti alla sede del Consiglio europeo a Bruxelles. Il glifosate! Non mangiate voi! Il grano canadese! Non mangiate voi! Sono qui con i ragazzi di Padova appunto perché noi siamo qui per difendere il reddito degli agricoltori, per difendere tutto ciò che è una politica sleale per i prezzi. C'erano anche migliaia di delegati di Coldiretti arrivati da tutta Italia tra gli agricoltori in protesta davanti alla sede di Bruxelles del Consiglio europeo, dove era in corso il vertice dei ministri dell'agricoltura. Una giornata di tensione scandita dall'arrivo di 900 trattori che hanno formato un lungo corteo e roghi di copertoni, azioni da cui molti agricoltori, tra i quali il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, hanno preso le distanze. Noi ovviamente ci distinguiamo e prendiamo assoluta distanza, tanto è vero che come Coldiretti ci siamo sempre definiti forza amica del paese, perché le nostre proteste sono sempre civili e democratiche. Penso che riguardi Coldiretti, ma riguardi anche tanti degli altri nostri colleghi spagnoli, portoghesi, belgi che sono a manifestare insieme a noi. 3 le richieste degli agricoltori. Una revisione urgente della PAC, una moratoria dei debiti per le imprese agricole sfruttate purtroppo da una situazione contingente che li sta sottraendo il reddito, e il controllo delle importazioni che stanno creando una fortissima concorrenza sleale alle nostre imprese, legate invece ad una burocrazia e adempimenti di carattere ambientale sempre più stretti e che stanno togliendo marginalità e reddito a tutti i nostri soci e alle nostre aziende. Un'Europa, hanno urlato, nata su altre basi. L'Europa è stata creata per essere al fianco delle popolazioni, al fianco delle aziende, e quindi dobbiamo cercare di far capire all'Europa quello che noi vogliamo. Vogliamo degli strumenti utili proprio per agevolare quello che è il nostro lavoro. Mobilitazione importante anche a Padova degli studenti, in questo caso, che protestavano contro gli scontri di Pisa. Viviamo in un paese che si scandalizza per uno stop al genocidio, che dovrebbe essere invece una frase condivisibile. Viviamo in un paese che risponde alle richieste di pace con la violenza. Quasi 500 persone si sono ritrovate davanti a Palazzo Moroni a Padova, dove è stata alta l'adesione alla manifestazione degli studenti organizzata dopo i fatti di Pisa, dove centinaia di ragazzi sono stati caricati e decine di loro feriti durante gli scontri con la polizia in occasione di un corteo per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese. In queste ore online il mondo della scuola padovano si sta mobilitando e oltre 1000 insegnanti hanno già sottoscritto un appello in solidarietà agli studenti feriti a Pisa. La mobilitazione padovana è stata organizzata da Unione degli Studenti Universitari di Padova, Verona e Venezia e della Rete degli Studenti Medi di Padova. Non resteremo in silenzio di fronte a uno Stato che ci censura, manganella gli studenti giustificando il sangue. Venerdì a Pisa 18 studenti, tra cui molti minorenni, sono rimasti feriti dopo che le forze dell'ordine hanno caricato un corteo pacifico che chiedeva il cessate il fuoco in Palestina. Le manganellate rappresentano un fallimento in primis perché
Reprimere il dissenso con la violenza è sbagliato, soprattutto se vengono represse piazze dove si sta chiedendo la pace. Non erano piazze dove si stava cercando uno scontro, dove si stava aizzando l'odio, ma piazze dove c'era una richiesta di pace e di solidarietà a un popolo, che è il popolo palestinese. Durante la manifestazione sono state anche ricordate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto sui fatti di Pisa dicendo: i manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento, parole sottoscritte anche dagli insegnanti padovani e dagli esponenti del PD cittadino che ieri sera erano in piazza a Padova con gli studenti. Come amministrazione devo dire che noi ci rivediamo perfettamente fino all'ultima virgola nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come sempre rappresenta una guida incredibile per indicare la via maestra della Costituzione. Il punto è che le opinioni dissenzienti, la pluralità di opinione nel nostro Paese non può mai essere taciuta e men che meno essere colpita con la violenza. Come ha detto il Presidente Mattarella, le istituzioni hanno fallito, però io da queste piazze, a prescindere dalle opinioni che vediamo, da questa partecipazione vedo invece un risorgere dei valori costituzionali. A Venezia adesso per le nomine alla guida delle aziende sanitarie del Veneto. Un magic team perché loro sono peraltro i direttori che mi hanno seguito durante la pandemia. Ci si dimentica che questi sono direttori che sono stati in trincea, che hanno conosciuto la fase acuta della pandemia. Tutti confermati fino a marzo 2026 i manager che hanno diretto negli ultimi 3 anni le aziende sanitarie del Veneto. Uniche novità, alcuni spostamenti nel territorio così da migliorare, secondo il presidente Luca Zaia, la performance complessiva del sistema regionale. Confermato all'azienda ospedaliera di Padova e fino a maggio come commissario all'ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben, così come Francesco Benazzi a Treviso, Edgardo Contato all'ULSS 3 Serenissima, Mauro Filippi alla 4 Veneto Orientale, Paolo Fortuna alla 6 Euganea, Carlo Bramezza alla 7 Pedemontana, Callisto Bravi all'azienda ospedaliera di Verona e Roberto Toniolo all'azienda 0. Già alla direzione dell'ULSS 5 Polesana, Patrizia Simeonato è stata nominata direttore generale a Vicenza, mentre Maria Giuseppina Bonavina lascia l'ULSS Berica per prendere le redini dello IOV. È lei a succedere a Patrizia Benini, nominata nuovo direttore dell'ULSS 9 Scaligera al posto di Pietro Girardi, che torna all'ULSS 5 Polesana. Direttori per cui nei nuovi contratti è stata introdotta la tutela legale da parte della Regione. Parametri della sanità positivi, malgrado il personale sia rimasto invariato. Ovviamente come prima sfida sulla quale stiamo ancora molto lavorando e spero si arrivi al giro di boa entro inizio estate è quella delle liste d'attesa. Si consideri che è un problema, direi, nazionale quantomeno, un problema dato dalla mancanza di medici, ma insomma cerchiamo di venirne fuori. C'è tutto l'aspetto della rivisitazione dell'assistenza territoriale, tutto l'aspetto relativo ovviamente alle strutture ospedaliere, al nuovo ospedale di Montecchio anche maggiore, e soprattutto bisogna porre molta attenzione e proseguire e non abbassare mai la guardia per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti in tecnologia. Tante le sfide, ribadiscono i direttori. Che abbiamo di fronte a Padova, vedi il nuovo ospedale, vedi la riqualificazione dell'area giustinianea, e a Belluno c'è tutto il tema appunto da una parte sicuramente dell'evento olimpico molto importante, ma c'è un territorio che ha bisogno di una stabilizzazione del suo sistema sanitario. Ed è di Tre Baseleghe il nuovo record medio italiano degli 800 metri indoor. Vediamo. Resisteva da 31 anni il record italiano sugli 800 metri indoor. A batterlo ci ha pensato Katalin Tekuceanu, che lo ha migliorato di 44 centesimi, coprendo la distanza in 1 minuto e 45 secondi netti nell'ultima tappa dei World Indoor Tour di Madrid. Classe 1999, Katalin Tekuceanu è nato in Romania ma dal 2008 vive in Italia a Tre Baseleghe. Cittadino italiano dal 2021, Katalin Tekuceanu fa parte delle fiamme oro della nazionale di atletica. Con il record sugli 800 metri indoor ha segnato la migliore prestazione stagionale nella disciplina. A Tre Baseleghe la sindaca Antonella Zoggia lo attende per festeggiarlo. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La perturbazione atlantica continua ad influenzare il tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 febbraio. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile, cielo coperto e precipitazioni frequenti, fenomeni più diffusi e significativi su pianura e prealpi, limite delle nevicate intorno ai 1200-1500 metri sulle Dolomiti, dove ci sarà un forte pericolo di valanghe, grado 4 della scala. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 9 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso con piogge a tratti abbondanti e intense. Quota neve inizialmente sui 1200 metri circa. Temperature minime sugli 8-10 gradi, massime intorno ai 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo prevarranno le nubi con precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.